Lo dice il nome stesso. Trivengas distribuisce GPL in tutto il Triveneto, ma Trivengas è sinonimo soprattutto di esperienza e sicurezza. L'azienda, attiva dagli anni 50, ha infatti ottenuto la certificazione di qualità per l'installazione e la manutenzione di serbatoi e impianti GPL. Contatta Trivengas al numero verde 800 579 800 oppure vai nella sede di Mirano in via Olmo 13. Con Trivengas il tuo impianto GPL funzionerà a meraviglia. Pronto intervento Ecoman, l'azienda che da molti anni effettua espurghi di pozzi neri e vasche biologiche, disinfestazione di reti fognarie con sistema termonebbiogeno, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi condominiali e aziende. Inoltre, camion di piccole dimensioni permettono un facile accesso ai centri storici. Ecoman è a Chirignago in via Seggiano 208 o allo 041 544 2362. Autocarrozzeria Moderna. Nuovo centro vendita e servizi per l'auto a Mestre in via Giustizia 12. Ulteriore sconto Goodyear Dunlop sugli pneumatici invernali. Carrozzeria Moderna Ford, il tuo punto di riferimento. Da Autocarrozzeria Moderna troverai l'efficienza e la qualità della tua nuova auto. Autocarrozzeria Moderna, il centro servizi al tuo servizio. Con Autocarrozzeria Moderna il futuro è già cominciato. Scappare dalla città e tornare alla campagna e alla vita contadina. Pare sia questo il sogno di un terzo degli italiani. Sarà per questo motivo, forse, che la festa dell'agricoltura di Mirano segna ogni anno che passa cifre di visitatori da record. Ben 250.000 lo scorso anno. E anche la 22esima edizione si è aperta con uno straordinario afflusso di famiglie per la tradizionale sfilata di carrozze e cavalieri che segna il via ufficiale della manifestazione alla presenza delle autorità e degli esperti del settore. Ogni anno maggior valore perché anche quest'anno che siamo l'anno dell'Expo e il tema è nutrire il pianeta, mi pare che l'agricoltura, l'attenzione alla terra, la ripresa delle tradizioni sia un punto fondante anche del nostro Stato, non solo di questo territorio del Miranese, del nostro Veneto e quindi ancora maggior valore. Quello che noi volevamo fin dall'inizio, cioè promuovere il nostro prodotto, effettivamente ci siamo riusciti. Il bello di questa festa, che si snoda nell'arco di 10 giorni, è che le iniziative proposte abbracciano tutte le età, a partire dai più piccoli, che hanno la possibilità di vedere gli animali, di fare il battesimo della sella e di scoprire tutte quelle attività legate al lavoro agricolo e a quelle tradizioni che non vanno dimenticate. Per gli anziani è un ritorno alle origini, una festa del cuore. Per gli addetti ai lavori, un'ottima occasione di confronto sulle politiche agricole, sulle strategie e i mezzi per rendere le attività più produttive. Dare reddito alle imprese è imperativo, sicuramente questo è un settore trainante, però al di là del vino che corre da sé tutto il resto ha bisogno di aiuto. Il resto più che di aiuto ha bisogno di attenzione, che è diverso, nel senso che c'è bisogno di attenzione rispetto a quelle che sono le produzioni nostre e la valorizzazione delle nostre produzioni. Tutti i giorni dalle frontiere entrano prodotti che sono indistinti, non conosciuti, prodotti che probabilmente sono anche buoni ma non hanno la certezza della qualità che abbiamo i nostri prodotti. Allora per valorizzare i nostri prodotti abbiamo bisogno di etichettatura, abbiamo bisogno di non leggi europee dove i formaggi si fa anche con il latte in polvere. Questo non è possibile perché tutte quelle DOP che noi abbiamo in Italia, GT e quant'altro, vanno valorizzate con i nostri prodotti. La festa si snoda in un'area di 20.000 metri negli impianti sportivi di via Cavin di Sala, una sessantina anche quest'anno gli espositori che spesso diventano sostenitori e amici della festa dell'agricoltura. L'agricoltura è quella che dà da mangiare a tutti perché qualsiasi cosa che mangiamo proviene dall'agricoltura, è una cosa molto importante. È un momento anche importante non solo per le attività agricole ma anche per le attività commerciali. Sì, l'attività commerciale viene qua per farsi vedere, per cercare di portare a casa qualche cliente in più perché è un periodo che non è facile, è giusto partecipare anche per aiutare tutti assieme anche l'agricoltura. Questa è una grande occasione di divertimento nell'ultimo scampolo d'estate, ottimo cibo genuino e tante attività diverse ogni anno. Il modo migliore per fare incontrare i cittadini con le tradizioni agricole, la realtà del mondo contadino, la genuinità dei prodotti della terra, in un'ottica di sostenibilità economica, del territorio e ambientale. È questo il segreto degli organizzatori, il gruppo imprenditori del Miranese riuniti sotto lo slogan La campagna ti è amica.
Rinnovarsi nel segno della tradizione e della solidarietà. Sono passati quasi 2 mesi dal tornado che ha colpito alcuni comuni della riviera del Brenta. La situazione, anche se non se ne parla tanto, per moltissime famiglie continua ad essere pesantissima. Il gruppo imprenditori del Miranese non ha avuto dubbi ed ha organizzato un grande evento per sabato 5 settembre nell'ambito della festa. Uno spettacolo con l'acuto e simpaticissimo Moreno Morello che con il sorriso insegnerà a difendersi dai truffatori. Quello che sarà raccolto nel corso della serata sarà consegnato a chi ha bisogno di ricominciare a vivere uscendo dall'emergenza. Fabio Olivieri, infaticabile organizzatore di questa festa dell'agricoltura, 22esima edizione, con dei numeri veramente strabilianti. Sì, sono uno dei tanti collaboratori e il numero più strabiliante sono proprio i collaboratori presenti, oltre 200. Lo scorso anno erano 220, quest'anno ho visto facce nuove, partono dai 5 o 6 anni di vita e arrivano fino a quasi 90 anni davanti ai fuochi a lavorare. C'è da fare tanto, c'è da fare molto, ma è una grande soddisfazione perché questo ovviamente ci accomuna, ci dà anche l'energia per superare anche momenti di difficoltà, però lo facciamo perché vediamo che la gente è contenta. Il ritorno e il numero di persone è impressionante, lo scorso anno abbiamo toccato i 200.000 presenze, le 200.000 presenze, quest'anno credo siamo sulla stessa strada. Ci sono tanti momenti della festa dell'agricoltura di Mirano che si svolgono nel segno della tradizione, come la festa della Trebbiatura, la sfilata dei trattori prevista per domenica prossima. Venerdì sera invece la seconda edizione della Notte Verde, dedicata quest'anno ad un alimento amato da tutti, la pizza, e sarà una pizza in piazza a chilometro zero. Nel centro di Mirano 8 pizzerie interpreteranno la pizza con i prodotti locali dell'agricoltura, realizzando qualcosa come 8.000 tranci che il pubblico potrà gustare gratuitamente, esibendo il coupon ritirato dai negozi in centro che per l'occasione rimarranno aperti fino alle 23. Abbiamo preso la palla al balzo quando ci hanno proposto il discorso della pizza, perché come ti ho detto prima, più semplice della pizza, farina, acqua e lievito, pomodoro, un po' di verdure affettate, cioè è proprio il simbolo della semplicità e della naturalezza, il prodotto semplicissimo e naturale. È bello vedere come tanti giovani siano reclutati ogni anno tra gli oltre 200 volontari impiegati nella festa. E proprio ai giovani è dedicata un'altra bella iniziativa, la consegna agli studenti più meritevoli dell'Istituto Agrario Konrad Lorenz di Mirano di borse di studio. Quest'anno sono ben 4 i centini che hanno ricevuto il riconoscimento, uno di loro addirittura con la lode. Per meritare una lode bisogna aver fatto 5 anni con i fuochi d'artificio. Cosa ti è sembrato di aver dato in più a questa scuola? La passione. Dagli organizzatori arriva un grazie in anticipo a tutti coloro che con spirito di collaborazione e senso di appartenenza permettono alla festa di rinnovarsi ogni anno e di essere un momento di gioia e di condivisione dei valori. E un grazie a chi contribuisce a rendere sempre più viva questa bella tradizione. Vieni alla festa agricoltura, che è una festa diversa da tutte le altre, perché è una festa particolare, è una festa che ha un clima bellissimo, quindi invito la gente a venire per una cosa bellissima. Lo dice il nome stesso. Trivengas distribuisce GPL in tutto il Triveneto, ma Trivengas è sinonimo soprattutto di esperienza e sicurezza. L'azienda, attiva dagli anni 50, ha infatti ottenuto la certificazione di qualità per l'installazione e la manutenzione di serbatoi e impianti GPL. Contatta Trivengas al numero verde 800 579 800 oppure vai nella sede di Mirano in via Olmo 13. Con Trivengas il tuo impianto GPL funzionerà a meraviglia.